Amici sportivi di Calcio Padova TV, buonasera e ben ritrovati qui al Palagozzano di Padova. Non perdetevi il match che sta per avere inizio, il derby Padova contro Petrarca, calcio a 5. Sempre un avvenimento di grande interesse e di prestigio, grande rivalità fra le due squadre, ma anche diverse posizioni in classifica. Tutto è pronto per dare avvio al match. Partiti, è iniziato il derby fra biancoscudati e Petrarca, derby che, come dicevo, si veste sempre di molta rivalità, diverse le motivazioni per le due squadre. Il Padova proprio settimana scorsa, vincendo in trasferta con il Campo San Piero Gifema, si è guadagnato la matematica salvezza nel campionato di C1. Molto deve fare ancora invece il Petrarca per raggiungere la salvezza, visto che è completamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Petrarca in casacca nera, che si è anche rinforzato nel mercato invernale. Padova invece con la tradizionale casacca bianco scudata. Match che ha appena avuto inizio. A fianco a me Filippo Camani per il commento tecnico, lui che fa parte del coordinamento del nostro canale Calcio Padova TV e mi fornisce anche tutte le informazioni per quanto riguarda classifica, marcatori e prossimi turni. Dicevamo che il Padova ritrova in formazione tutti i suoi titolari dopo le ultime vicende che avevano visto la squalifica di Ballarin per 3 turni e gli infortuni di Crepaldi, di Carraro e di Gallimberti, che avevano un po' menomato la formazione biancoscudata. Ma seguiamo subito in telecronaca diretta il match con Crepaldi in possesso di palla, all'indietro per Alberto Rodriguez, lo scambio con Grigio schierato sin dall'inizio, errore malinteso Grigio Rodriguez, e poi prova ad andarsene in contropiede il Petrarca con Reinaldi. Grigio per il Padova, lo scambio ancora con Rodriguez, Grigio viene pressato, il suo rinvio è corto, ancora Reinaldi, attenzione, la deviazione sul tiro di Reinaldi di Crepaldi, e adesso è il Petrarca veramente che è partito a spron battuto con Turiaco e Reinaldi, subito grandi protagonisti. Attenzione al tentativo dalla lunga distanza da parte di Luis Riccardo, eccolo qua ancora lui, possesso di palla Luis Riccardo, poi il pallone ancora per Reinaldi, tenta un dribbling e poi un tiro da lontano con Ballarin che controlla abbastanza agevolmente, ma pressing alto da parte del Petrarca che vuole riuscire a vincere almeno uno dei derby stagionali. Abbiamo seguito il derby di Coppa Italia vinto proprio dalla Padova, il derby d'andata vinto ancora dal Padova per 3-1. Adesso il Petrarca che ha bisogno di punti vuole, attenzione, è bravissimo qui Rodriguez e poi riparte in contropiede, ancora Rodriguez, viene chiuso da Luis Riccardo, poi Grigio, riparte il Petrarca, non c'è un attimo di tregua, le due squadre si danno subito grande battaglia e grande tifo anche sugli spalti. Madalosso e addirittura la respinta del portiere del Padova, Sapia. Ancora quindi un calcio d'angolo per la formazione biancoscudata, continui batti e ribatti, partita subito molto accesa sin dalle prime battute e molta rivalità naturalmente anche sugli spalti. Abbiamo potuto assistere in apertura a una simpatica coreografia allestita dai tifosi del Padova, che in questo caso per calendario gioca in casa. Entrambe le formazioni giocano qui al Palagozzano quando giocano in casa, e adesso tocca al Padova in questo derby. Intanto Madalosso all'indietro per Rodriguez, poi Crepaldi, quindi Grigio, ancora Grigio viene in avanti,
e di fronte a lui Gastaldello, poi Rodriguez, palleggio del Padova che cerca di rallentare i toni, poi Madalosso, Crepaldi, potrebbe andare al tiro, Rodriguez di punta, gol di Rodriguez. Padova subito in vantaggio il Padova con Rodriguez, mentre dopo uno scambio in piena area di rigore esplode il tifo bianco scudato. Il Padova subito in vantaggio in questo derby con Alberto Rodriguez. Ma sì, una bella azione da parte del Padova, sicuramente ben finalizzata, ma devo dire una grande partenza da parte di entrambe le squadre che vogliono vincere questa partita. Un Petrarca rivoluzionato nella formazione di andata, un Padova diciamo con i soliti ma che danno grande fiducia e grande esperienza come sempre. Allora, grande entusiasmo, come sentirete anche sugli spalti. Dicevamo di eterna rivalità fra le due formazioni. Attenzione al tiro e poi la respinta di Ballarin, il gran tiro di Reinaldi. Subito quindi reazione del Petrarca. Luis Rodriguez, che poco fa si è reso protagonista di un gesto strano, un ululato nei confronti di Rodriguez, ed è questo il motivo per cui sentite adesso che il pubblico sta rispondendo con altrettanti rumorosi ululati nei confronti di Luis Riccardo. Eccolo qua in possesso di palla il numero 8 del Petrarca, poi l'apertura per Gastaldello, è abile e guizzante Gastaldello, non si fa sorprendere però Crepaldi che mette la palla in calcio d'angolo. Dall'angolo va lo stesso Gastaldello, mentre all'indietro si piazza Luis Riccardo che riceve il pallone. Reinaldi possesso di palla, ancora Gastaldello, un dribbling secco, viene fermato però dal rientro di Madalosso, palla che forse è uscita in corner. Chiedo Lumi, anzi no, è in fallo laterale, pallone allora all'indietro ancora, Reinaldi possesso di palla con il numero 10, all'indietro per Luis Riccardo, si fa vedere poi Turiaco, quindi ancora all'indietro per Luis Riccardo, ancora Turiaco prova un dribbling e poi Luis Riccardo, tiraccio con il sinistro, viene anche un po' deriso dai tifosi bianco scudati, ma tutto questo è partito da quel gesto un po' strano, no, di Luis Riccardo in avvio di partita. Sì, non l'ho capito, un gesto strano, non si sa verso di chi, sicuramente verso il pubblico, ma con il Padova in casa secondo me non si poteva fare, non si può fare quel gesto là, anche perché al primo errore appunto si viene irrisi dall'avversario. Anche perché era riuscito a ribattere una conclusione di Rodriguez e per questo motivo si è messo un po' a deriderlo forse, e questo non è stato accettato dal pubblico di fede biancoscudata e adesso ogni palla che tocca a Luis Riccardo viene fischiato. Ma ritorniamo a parlare di calcio 5 con questo scambio, rimessa in gioco del Padova, poi però attenzione a Turiaco che riconquista una bella palla in fase di attacco, poi prova il tiro e Ballarin, il portierone bianco scudato, ci mette come sempre una pezza. Siamo sull'1-0, il gol realizzato da Alberto Rodriguez dopo 4 minuti di gioco. Ancora Luis Riccardo, attenzione a Gastaldello, attenzione a Turiaco, potrebbe andare al tiro e gol! Pareggio del Petrarca con Turiaco che mette dentro e siamo sull'1-1. Si è fatto un po' sorprendere la difesa del Padova e insistono con questi gesti un po' strani di Luis Riccardo, che nel gioire per il gol di Turiaco si è rivolto anche in malo modo nei confronti del pubblico. Comunque siamo sull'1-1 e dicevamo in avvio di gara, questa è una partita da non perdere proprio dal punto di vista dello spettacolo, e anche perché nessuna delle due squadre vuole perdere. Il Padova, perché avendo già raggiunto la matematica salvezza, può ancora puntare a qualche velleità per la zona playoff. Il Petrarca, che invece al canto suo non può perdere perché davvero si fa sempre più critica la situazione in classifica. Ma attenzione, perché fin qui il Petrarca non ha per nulla sfigurato, ha ben giocato e ha ottenuto subito il pareggio. Da una parte Rodriguez, dall'altra parte Turiaco ha portato in parità
il Petrarca dopo 9 minuti di gioco. Ancora Luis Riccardo, scodella un pallone dalla parte opposta, lo gioca bene, ma c'è il contropiede del Padova con Rodriguez, ancora Rodriguez, poi viene fermato dal recupero di Reinaldi. Gli arbitri sono il primo direttore di gara, signor Fior di Castelfranco, e la signora Piccolo di Padova come secondo arbitro. Attenzione intanto per il Petrarca, si fa vedere Parise ancora dal calcio d'angolo, pallone messo al centro, poi può ripartire Rodriguez in contropiede, recupera però Luis Riccardo. Petrarca che adesso ha fatto una girandola di sostituzioni, è entrato Parise, eccolo qui in possesso di palla proprio sotto la nostra postazione, cambio gioco nei confronti di Reinaldi, ancora lui, quindi Luis Riccardo. Si sono un po' placata la rivalità con il pubblico dopo alcuni gesti che non ci sono piaciuti, per dire la verità. Comunque seguiamo il gioco, molta tensione in campo, molta tensione anche sugli spalti. Carraro, Rodriguez, entra Galimberti a parte opposta, poi anche Mattia Vettore all'indietro per Carraro, Padova fa girare palla, cerca un varco che non c'è, allora ancora si palleggia su Galimberti che viene attaccato da Mazzucato, quindi Vettore, poi un brutto fallo qui, un brutto fallo, intervento di Parise, intervento anche un po' pericoloso. Vediamo che l'arbitro, il signor Fior, si avvicina, lo redarguisce verbalmente promettendogli l'ammonizione alla prossima occasione. Intanto Rodriguez sul pallone per la ripresa del gioco, sempre 1-1 il risultato, ancora Parise che si rivolge al secondo arbitro Piccolo per le proteste. Vediamo intanto Galimberti forse aveva l'attimo buono per andare al tiro e poi c'è un altro brutto fallo, questa volta di Luis Riccardo. Ma Luis Riccardo è un tipo un po' particolare. Sì, è strano, l'andata non c'era, è nuovo appunto nella sessione invernale, nel mercato appunto invernale è arrivato, ma a me sinceramente non sta dando una grande impressione sia dal punto tecnico che dal punto di vista caratteriale, diciamo. È un provocatore che nei campi di calcio, calcetto e calciotto, mettiamo, non dovrebbero esserci. Sì, speriamo che si dia una calmata. Intanto vediamo Rodriguez al punto di battuta, lo scambio con Carraro, c'era un salvataggio incredibile sulla linea da parte di Mazzucato, a portiere ormai battuto. Mazzucato sulla linea di porta ha ribattuto questa conclusione di Carraro. Padova in attacco, ancora lo scambio con Rodriguez, quindi Capitan Carraro, Mattia Vettore, pallone dalla parte opposta, poi viene attaccato Galimberti, deve uscire Ballarin, Valanga sparacchia lontanissimo e quindi sventa la minaccia questo Parise molto aggressivo, molto grintoso. Attenzione intanto ancora Reinaldi, lo scambio con Luis Riccardo, Parise, pallone ancora su Luis Riccardo chiama i suoi compagni, poi serve forse male Parise, perde palla il Petrarca e può approfittare il Padova per riprendere il gioco. Poi Rodriguez con calma all'indietro per Ballarin, lancio lungo per Galimberti che ci mette la testa, bravo Galimberti, non c'era più nulla da fare su quel pallone, Galimberti si è allungato, ha anticipato Luis Riccardo di testa ma non ha creato pericoli per la porta difesa da Sapia. Intanto Mazzucato sbaglia il controllo e quindi l'arbitro Piccolo, eccola qui, la vedete inquadrata vicino a Rodriguez, la graziosa signora Piccolo di Padova che vediamo qui alla Palla Gozzano come secondo arbitro. Intanto Parise per il Petrarca può riprendere il gioco. Errore nella ripresa del gioco da
parte di Parise, e quindi l'arbitro Fior, che era lì a 2 passi, se ne è accorto e decreta la ripetizione di questo out. Rodriguez, l'appoggio all'indietro per Galimberti, quindi Carraro, ancora Rodriguez, ancora il lancio lungo a cercare lo scatto forse di Mattia Vettore, che stava invece venendo incontro alla sfera. Intanto vediamo che il Petrarca prova a ripartire con Parise, ancora lui dopo Mazzucato, e quindi Luis Riccardo, Parise, quindi Dos Santos, ancora Rodriguez, Galimberti, quindi Mattia Vettore. Rimessa per il Petrarca che comunque sul piano del gioco fin qui non ha per nulla sfigurato. No, appunto, come dicevamo prima, con gli innesti invernali sicuramente si è migliorato come formazione, come squadra, appunto come organico, e devo dire che finora non si sta comportando assolutamente male, diciamo. Luis Riccardo, Parise attaccato da Galimberti, ancora Mazzucato, è costretto ad andare all'indietro per Sapia, quindi Mazzucato attaccato da Galimberti, poi Parise. Attenzione a questa incursione ancora di Parise, che prova la gran botta, c'è la respinta di Ballarin, potrebbe ripartire il Padova, ma poi sbaglia Carraro nel controllo, alla fine commette fallo ai danni di Dos Santos. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione da posizione favorevole per i bianconeri o tuttoneri del Petrarca. Vediamo ancora Luis Riccardo agitatissimo nel dare indicazioni a Dos Santos. Sul punto di battuta è andato a piazzarsi Parise. Molto probabilmente sarà Luis Riccardo rincaricato alla battuta, proprio lui sul pallone, si avvicina a Parise mentre va a piazzarsi la difesa del Padova. Barriera a 2 con Carraro e Preatoni. Attenzione a Luis Riccardo che proverà sicuramente il tiro, pallone che viene ribattuto, poi Galimberti lotta, si porta il pallone oltre la linea laterale. Derby accesissimo, come dicevamo, che mantiene le attese. Siamo sull'1-1, risultato giusto fin qui, direi. Sì, una partita equilibrata, entrambe le squadre, entrambi si vede che vogliono vincere questa partita, ma vedremo cosa ci riserverà, insomma, i restanti minuti a disposizione. Anche perché siamo abituati alle grandi sorprese, quest'anno abbiamo seguito un campionato, quello di C1, molto combattuto, che ha visto protagonista il Padova. A sprazzi avevamo pensato anche alla possibilità della promozione, mentre adesso ci sono 2 falli incredibili, uno commesso a Mazzucato, l'altro da Parise, che adesso si becca la munizione che non era arrivata prima, e anche Mazzucato viene ammonito, entrambi, Mazzucato e Parise ammoniti, perché in effetti si sono resi protagonisti di 2 falli nel giro di brevissimo tempo, 2 falli anche piuttosto pericolosi. Sì, netti, niente da dire, giusta la munizione da parte del direttore di gara, e adesso vedremo questo calcio di punizione a favore del Padova. Grandi proteste anche da parte del pubblico appassionatissimo, un Palagozzano gremito come non mai abbiamo visto in tutte queste belle serate di calcio a 5, Palagozzano sempre pieno, ma questa sera veramente oltre ogni ordine di posti, addirittura all'ingresso c'è la colonna, c'è la fila di gente assiepata. Peccato farvi vedere solo la parte dove non è seduto il pubblico, perché la postazione televisiva ovviamente posizionata a centrocampo nella parte alta della gradinata. Ma vediamo cosa succederà adesso, vediamo un parlottio con Rodriguez, Galimberti, Carraro e Preatoni. Evidentemente si sta studiando uno schema da mettere in pratica su questo calcio di punizione. Padova ci ha anche abituato a qualche sorpresa sugli schemi, va sul palo a fondo campo Carraro, vediamo che parte Rodriguez, il pallone, e infatti c'è
il gol di Galimberti, uno schema meraviglioso, gol di Galimberti sul passaggio di Rodriguez, uno schema incredibile con Carraro che da fondo campo è venuto incontro alla palla e invece a fondo campo c'è andato Galimberti e si è fatto trovare tutto solo sull'assist di Rodriguez. 2-1 per il Padova. Sì, devo dire uno schema impeccabile, perfetto, proprio provato in allenamento, si vede, meritato il vantaggio del Padova. Ma veramente una cosa spettacolare questo schema, perché avremo modo di rivederlo più spesso nelle nostre immagini, perché con due movimenti molto ben studiati il Padova ha fatto fuori tutta la difesa del Petrarca. Abilissimo Carraro che si era posizionato a fondo campo ingannando un po' la difesa e poi è andato incontro alla palla al momento della battuta di Rodriguez, ma a prendere il suo posto a fondo campo c'è andato Galimberti ed è bastato quindi un solo passaggio, quello di Rodriguez, a tagliare tutta l'area e a mettere Galimberti solo sulla linea di porta e realizzare il gol del 2-1. Quindi Rodriguez, Turiaco e Galimberti sono i marcatori fin qui di un derby bellissimo, di un derby molto acceso, di un derby che mantiene le promesse. Intanto Carraro rientra Crepaldi, pallone per Preatoni, ancora Crepaldi, lo scambio con Rodriguez, ottimo Crepaldi, un tiro che va sull'esterno della rete, finisce di pochissimo fuori, ma davvero anche in questo caso un'azione molto bella. Peccato, un'azione tutta di prima, devo dire, il passaggio da Rodriguez a Crepaldi veramente bellissimo, peccato per la conclusione. Vediamo intanto che prova Perizze, il pallone ribattuto da Crepaldi, c'è grande battaglia in campo, ancora poi attenzione a Mazzucato che prova il tiro da lontano, pallone rimesso in gioco, pallone all'indietro per Luis Riccardo che viene accolto ancora una volta dagli ululati del pubblico, poi Turiaco, attenzione a Turiaco, forse c'è un fallo, l'arbitro dice di no, si può proseguire e vediamo che Rodriguez mette a sedere un avversario e poi rimette in movimento il Padova e poi Preatoni, pallone buono per Carraro e interviene all'ultimo istante Turiaco. Partita bellissima. Sì, bellissima, spettacolare fino a questo momento. Il Padova meriterebbe il 3-1 in questa azione, peccato perché sta meritando in questa frazione di gioco. Rientra Castaldello in fase d'attacco per il Petrarca, ma veramente abbiamo visto alcune azioni davvero spettacolari. Altra finta, avete visto? Spettacolo anche in questo caso, praticamente Crepaldi si è autopassato il pallone tramite un tunnel effettuato su Carraro che ha aperto appositamente le gambe per far scorrere la sfera. Davvero stiamo vedendo delle cose mai viste, spettacolari. Intanto Castadello prova a far tutto da solo, da Turiaco all'indietro per Luis Riccardo e poi ancora un pallone per Reinaldi, riparte Preatoni, poi Preatoni alla rimessa laterale, Crepaldi, Rodriguez, adesso la partita è veramente accesa, Rodriguez, ancora Preatoni, viene attaccato poi da Turiaco, pallone messo in fallo laterale, davvero un primo tempo molto bello, spettacolare, da rivedere quante volte volete qui su Calcio Padova TV. E intanto ancora Rodriguez in possesso di palla, ritorna sui propri passi, Rodriguez, buon pallone per Preatoni, poi pallone ancora di Veronese che tentava di servire Preatoni, riprova il Petrarca, attenzione a Turiaco, giocatore veramente pericoloso questo Turiaco, e poi c'è un fallo dello stesso Turiaco con Veronese che rimane a terra, colpito al volto forse da una gomitata, speriamo non volontaria da parte di Turiaco. Vediamo che gli arbitri, c'è il quinto fallo, questo è il quinto fallo del Petrarca, quindi a dimostrazione della partita molto accesa, molto agguerrita, addirittura il quinto fallo del Petrarca. Attenzione perché da adesso in poi ogni fallo commesso comporterà un tiro libero per il Padova. Intanto viene chiamato un time out proprio dalla panchina dei neri del Petrarca
con l'allenatore Diego Giacon arrabbiatissimo nei confronti dei suoi. Risultato 2-1, ma occasioni in successione. Il risultato poteva essere anche ben più rotondo, con più gol sia da una parte che dall'altra, ma soprattutto grande agonismo in campo, grande battaglia, grandi interventi, partita molto dura, maschia, oltre che spettacolare anche dal punto di vista tecnico. Sì, molto aggressiva come partita, molto accesa, vivace da entrambe le squadre, come hai detto tu. Vedremo questa ultima frazione di gioco del primo tempo, insomma, cosa ci riserverà. Prova addirittura un tiro da lontano Rodriguez, nulla di fatto, il pallone termina ampiamente sul fondo, controllato dal portiere Sapia, e allora riprova il Petrarca con Reinaldi, Gastaldello, Turiaco, ancora Gastaldello, lo scambio, ancora Gastaldello, mantiene il possesso di palla, poi l'indietro per Luis Riccardo, poi ancora Gastaldello, lo scambio, Luis Riccardo sul tocco di Turiaco, quindi Reinaldi, lancio, apertura, interviene ottimamente Rodriguez, sempre lui, Preatoni controlla male, poi riesce a mantenere il possesso di palla e alla fine guadagna una rimessa laterale che fa respirare la difesa del Padova che, ricordiamo ancora una volta, è in vantaggio 2-1 e poteva anche arrivare al 3 con in un paio di occasioni, quando è andata veramente vicinissimo alla marcatura. Riparte il Petrarca con Gastaldello, quindi ancora Turiaco, quindi Luis Riccardo all'indietro per Reinaldi che prova a infilarsi, viene contrastato da Grigio, si porta il pallone fuori. Buono per il Padova e buono anche l'intervento di Grigio in fase difensiva, che ha costretto Reinaldi ad allargarsi un po' troppo fino a non tenere più il pallone in campo. Il tocco di Rodriguez per Ballarin, che prova addirittura il lancio lungo, trova molto bene Crepaldi all'indietro per Grigio, potrebbe andare al tiro, Grigio ci prova, pallone colpito un po' troppo d'esterno e finisce sul fondo. Riparte Luis Riccardo, uno dei giocatori più agguerriti in questo match, ma Reinaldi, il pallone poi ancora su Gastaldello, attenzione perché è molto pericoloso in fase quando si mette nel dribbling. Rodriguez controlla, porta in avanti il pallone, ancora Rodriguez, viene fermato da Turiaco che lotta e poi scodella verso Luis Riccardo, ancora lui, pallone per Turiaco, attenzione all'1 contro 1, bravo Rodriguez a toccargli il pallone. La rimessa aspettava il Padova, onestamente la signora Piccolo in questo caso non ha visto bene, l'ultima deviazione era stata proprio di Turiaco. Gastaldello per il Petrarca, Luis Riccardo, Turiaco ancora. Turiaco, un giocatore che non ci dispiace, questo Turiaco, soprattutto in mezzo all'area avversaria. Vediamo intanto a Reinaldi e poi ci mette ancora una volta un braccio Ballarin con un pallone che ha visto all'ultimo secondo. Proprio chiaramente abbiamo notato come Reinaldi abbia colpito il pallone di sorpresa, ma Ballarin molto attento, ha allungato il braccio sinistro deviando la sfera. Attenzione perché il Petrarca è ancora in attacco, Luis Riccardo, quindi Reinaldi che prova il tiro, la deviazione, riesce Ballarin a mantenere il pallone in campo, Rodriguez è costretto poi a mettere in calcio d'angolo. 2-1, Petrarca che spera in tutti i modi di ottenere il pareggio già in questo primo tempo. Poi Gastaldello a momenti sorprende tutti, poi Turiaco riconquista il pallone, viene fermato da Grigio, qui forse ci sta la munizione anche per Grigio e infatti il signor Fior si avvicina e lo ammonisce giustamente. Ineccepibile in questo caso l'intervento di Grigio, che ha fermato la ripartenza di Turiaco. Luis Riccardo per il Petrarca si appresta alla battuta, ci rivolge ancora in maniera un po' strana nei confronti dell'arbitro. Comunque
Reinaldi alla battuta per Gastaldello ancora per Luis Riccardo, vediamo cosa proverà a fare, non c'è spazio, allora è costretto a servire ancora Reinaldi sulla destra, che poi però non trova più lo spazio per andare al tiro e anzi si porta il pallone fuori. Siamo ormai allo scadere di questo primo tempo, facciamo quindi un primo assunto, una partita come abbiamo già detto molto combattuta, spettacolare, bella da seguire, e quindi invito anche i nostri telespettatori a seguire tutto il secondo tempo, perché sicuramente ci sarà ancora da divertirsi, però per il momento direi che quasi quasi il Padova merita di essere in vantaggio. Sì, soprattutto negli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, quando il Padova ha segnato il 2-1, ha iniziato a dominare la partita. Il Petrarca, diciamo, ha avuto qualche occasione con Reinaldi prima, col tiro che Ballarina è riuscito a parare all'ultimo momento, però a parte quello io ho visto insomma un Padova nettamente in questa parte di gioco nettamente superiore al Petrarca, ecco. Sì, molto più quadrato, molto più chiuso, ha messo anche in evidenza alcuni schemi di gioco piuttosto interessanti. Poi attenzione adesso a Luis Riccardo, prova con il sinistro, colpisce male, pallone che non desta preoccupazioni a Ballarina, e poi Crepaldi, ancora Crepaldi, è buon pallone per Grigio che non ci ha creduto, non ci ha proprio creduto Grigio su questo ottimo assist di Crepaldi a tagliare fuori tutti, e Grigio non ci ha creduto. No, peccato, era una grandissima occasione, un pallone inventato da Crepaldi col mancino, peccato perché poteva essere il 3-1 allo scadere del primo tempo. Finisce qui il primo tempo, bellissimo, 2-1 per il Padova, ma un primo tempo davvero spettacolare, quindi vi invitiamo a rimanere qui collegati su Calcio Padova TV per seguire anche la ripresa di questo derby sempre molto acceso, che vive di grande rivalità fra le due squadre. A fra poco con il pubblico intanto che si fa sentire sugli spalti. Amici di Calcio Padova TV, rieccoci con l'inizio del secondo tempo sempre al Palagozzano. Vediamo Parise, subito pericoloso il Petrarca col tiro respinto da Galimberti. Adesso vediamo il calcio d'angolo da parte di Mazzucato, di nuovo su Parise per Reinaldi. Reinaldi ancora, Parise, vediamo Luzza Riccardo per Parise di nuovo Reinaldi. Reinaldi, attenzione, Mazzucato sbaglia il passaggio. Intanto ripassiamo la telecronaca a Enea che si è un attimo attardato. Rieccoci qua Enea. E spiego anche il motivo, perché ero a colloquio con Mattia Arisi, il direttore generale del Padova Calcio a 5. Attenzione intanto a due occasioni per il Petrarca che è partito subito, ha sprambattuto in questo avvio di secondo tempo. Dicevo che ero a colloquio con Mattia Arisi che mi esprimeva tutte le sue preoccupazioni per il secondo tempo, e devo dire che da queste prime scene la preoccupazione c'è tutta, perché il Padova il Petrarca è subito sceso in campo con molta determinazione. Mattia Arisi che appunto spera nel successo in questo derby per arrotondare la matematica sicurezza della salvezza, mentre più che mai viene preso in giro Luis Riccardo, che è protagonista del primo tempo di alcuni gesti un po' particolari, e anche in questa ripresa ha iniziato in maniera un po' nervosa. Eccolo qui in possesso di palla Luis Riccardo, lancio a cercare Parise, Mattia Risi che mi ha dato anche alcune delucidazioni per quanto riguarda la possibilità di andare ai playoff per il Padova. Occorre vincere praticamente tutte le partite da qui alla fine, e il Petrarca che invece potrebbe salvarsi avendo un buon vantaggio nei confronti delle ultime due in classifica, che sono appunto Vigo Real e Scaligera. Vediamo intanto Rodriguez che prova a imbastire una manovra per il Padova, viene in avanti, mantiene il possesso, viene attaccato da Mazzucato, poi un buon pallone per Grigio con palla deviata da Luis Riccardo e controllata da Sapia.
Attenzione intanto a Perise che viene in avanti, il pallone servito per Reinaldi, e non riesce a controllare, ne approfitta Galimberti per ripartire con la manovra, poi perde palla Grigio. Attenzione a Mazzucato, fermato ancora da Grigio, lancio lungo, un pallone buttato via, ma del resto non c'erano altre possibilità. Riparte Luis Riccardo per il Petrarca che sceso in campo in questo secondo tempo ha sprombattuto, proprio deciso a ritrovare il risultato, e quindi Perise che controlla male, viene attaccato da Galimberti, poi Mazzucato, attenzione Mazzucato, pallone che termina fuori di un niente, ma davvero grande merito a Mazzucato per questa azione. Gianluca Mazzucato che ha saltato praticamente tutta la difesa del Padova, poi ha cercato di piazzare all'angolino dove Ballarin forse non ci sarebbe mai arrivato, ma il pallone è uscito e quindi il Padova si salva, rimane in vantaggio per 2-1 dopo aver disputato un primo tempo quasi perfetto. Adesso il Padova è costretto alla difensiva con il Petrarca sceso in campo davvero in maniera cattiva. Luis Riccardo, Perise all'indietro, ancora per Reinaldi, ancora Luis Riccardo che adesso gioca in posizione più avanzata rispetto al primo tempo quando faceva il regista difensivo. Adesso Luis Riccardo gioca più in posizione da attaccante. Pallone indietro per Perise che prova la gran botta e Ballarin vola all'incrocio per mettere ancora una volta il pallone in calcio d'angolo. Si salva ancora il Padova, ma più spesso ci siamo accorti, caro Filippo Camani, che nel secondo tempo il Padova denota sempre un certo calo. Sì, non si riesce a capire la motivazione precisamente, ma anche come dicevi tu in scorse partite il Padova, diciamo, soprattutto verso l'inizio del secondo tempo c'è questo calo sia fisico che mentale, non si sa dovuto a quale spiegazione, peccato però. Allora si tratta di tenere intanto proprio in questo avvio di secondo tempo piuttosto difficile, bisogna tenere il risultato per portare a casa questo derby e in questo modo il Padova andrebbe a giudicare tutti i derby della stagione. È ancora presto per dirlo però, perché Perise viene avanti, viene attaccato anche da Grigio, c'è un fallo, Grigio si lamenta nei confronti della signora Piccolo che ha fischiato. Vediamo Perise intanto ancora nervosissimo che dà uno spintone a Rodriguez, si arrabbia anche il pubblico qui in tribuna. Guardate la grinta anche della signora Piccolo che si frappone fra Perise e Rodriguez, lo richiama verbalmente la grinta. Complimenti all'arbitro Piccolo. Sì, è veramente un Parise, complimenti all'arbitro, ma un Parise veramente molto maleducato nei confronti sia di Rodriguez, che io ho visto la spinta da parte di Parise su Rodriguez senza significato, molto maleducato e non merita di stare in campo. Un atteggiamento un po' rissoso. Intanto vediamo Luis Riccardo cosa proverà in questa situazione di calcio di punizione per Perise, lo scambio, poi la girata da parte di Mazzucato, anzi di Reinaldi, non è successo nulla, il rilancio di Ballarin, ma ancora il Petrarca in attacco. Attenzione Luis Riccardo, il pallone in diagonale, un piedone di Ballarin ad anticipare Reinaldi, ma Petrarca ancora in forcing. Davvero situazione difficile per il Padova che fatica a mantenere questo vantaggio di 2-1. Perise ancora, Luis Riccardo all'indietro per il portiere Sapia, quindi Reinaldi, ancora Perise, quindi Mazzucato attaccato da Madalosso, bravo Madalosso a proteggere il pallone e a guadagnarsi una rimessa laterale, ci vuole in questo caso. Complimenti quindi a Madalosso che si è frapposto fra Mazzucato e la sfera. Entra intanto Crepaldi che controlla, viene attaccato duramente da Perise, Crepaldi ancora, Crepaldi bravissimo a mantenere il pallone all'indietro, applausi per lui. Poi Rodriguez prova a impostare su Carraro, ancora Rodriguez, partita sempre bella, vivace, accesa, combattuta, pallone scodellato in avanti a cercare Madalosso, ma è in anticipo Sapia che lascia scorrere il pallone a fondo campo. Riparte Perise, uno dei grandi combattenti di questo Petrarca, poi Reinaldi all'indietro per Luis Riccardo, lo scambio con Mazzucato,
Ancora Gianluca Mazzucato, quindi Perizze, attenzione a Perizze che proverà il tiro, un po' velleitario in questo caso, anche perché Ballarin era ben piazzato con visuale aperta, quindi sarebbe stato difficile poterlo sorprendere. Il colpo di testa di Crepaldi che poi si arrabbia con i compagni perché non hanno seguito l'azione. C'è una rimessa laterale per il Petrarca, Sapia all'indietro, poi il tocco ancora su Reinaldi e quindi Perizze, attenzione Crepaldi che riesce ad andare in pressing, poi sbaglia il Petrarca in questo caso e regala una rimessa al Padova che adesso deve gestire questo momento difficile dopo la grande sfuriata iniziale di questo secondo tempo del Petrarca. Un buon pallone per Mattia Vettore e poi addirittura un fallo da karate quasi. Sì, da dietro adesso ha ricevuto anche un colpo da Vettore, però involontario, è stato Reinaldi a fare il fallo, quindi è inutile che si lamentano i giocatori del Petrarca. Questo è un fallo netto e anche da munizione secondo me, perché era anche l'ultimo uomo. L'ha proprio avvinghiato e l'ha steso, ripeto, un fallo da lotta greco-romana quasi è sembrato. Comunque bravissima ancora una volta l'arbitro Piccolo che interviene con molta decisione e molta grinta, decreta il calcio di punizione per il Padova che nel primo tempo ci ha fatto vedere uno schema meraviglioso che ha portato al gol del 2-1. Vediamo adesso cosa si inventerà Rodriguez, il tiro diretto in porta, questa volta però fuori misura, nulla di fatto, riparte Luis Riccardo, non c'è un attimo di tregua, pallone poi per Turiaco che è rientrato in campo, l'attaccante del Petrarca, autore del gol del momentaneo pareggio nel primo tempo. Ancora Turiaco in possesso di sfera, lo scambio con Mazzucato che è di fronte a sé, Vettore che lo ferma, bravissimo Carraro, poi ancora un fallo clamoroso commesso su Carraro e poi lo stesso Reinaldi che aveva commesso il fallo, poi si è scatenato in avanti e è andato al tiro debole, ben controllato a Ballarin, proteste del pubblico per quel fallo non fischiato, un fallo più che evidente. Sì, netto e anche da ammonizione, perché era un fallo che Carraro stava andando in porta, diciamo, quindi sicuramente nettamente da ammonizione. Attenzione intanto a Rodriguez e poi noto, caro Filippo, che se fosse per te dovrebbero essere tutti ammoniti a quest'ora della partita, a rischio espulsione addirittura. Vediamo Rodriguez che con molta calma e saggezza detta i tempi, rallenta la manovra, c'è un cambio nelle file del Petrarca, sembra Gastaldello intenzionato ad entrare in campo, infatti è così, al posto di Mazzucato. E quindi Riccardo Gastaldello torna in campo, altro attaccante pericoloso, fra lui e Turiaco sono davvero delle minacce, delle mine vaganti. Tanto riparte il Padova, Crepaldi, Grigio, attenzione a non perdere palla lì, c'è il colpo di testa poi di Reinaldi con pallone spedito direttamente in fallo laterale, la rimessa del Padova, il tocco di Carraro, scambio poi di Grigio per Crepaldi, buono il dribbling, poi però ottimo Crepaldi, è riuscito a intercettare la respinta di Luis Riccardo e poi il Padova che potrebbe andare in contropiede, Crepaldi si fa vedere Grigio, Crepaldi fuori. Buona l'iniziativa di Federico Crepaldi che si è portato al tiro, ha colpito un po' troppo di esterno con il sinistro e allora Gastaldello e quindi Luis Riccardo, Turiaco, pallone all'indietro per Reinaldi, ancora Turiaco, attenzione perché lui è più pericoloso quando è in area di rigore che quando è così lontano, poi ancora lui, Turiaco, lo scambio con Reinaldi, poi intervento di Mattia Vettore che mette fuori, ma ancora Gastaldello può ripartire per il Petrarca, Luis Riccardo, Petrarca davvero in forza per tutto il secondo tempo e poi Gastaldello, pallone all'indietro dove non c'è nessuno però e quindi il Padova si salva ancora una volta, momento un po' difficile per il Padova che ha saputo rispondere con un paio di contropiedi, poi Luis Riccardo che commette fallo su Mattia Vettore e poi meno male qui è stato sportivo, ha messo il pallone fuori.
Sì, è secondo me un gesto involontario da parte di Luis Riccardo, però insomma si poteva, adesso un bel gesto, anche ha buttato fuori il pallone, l'applauso del pubblico molto bello, però insomma è volontario, quindi niente da dire. E con questo gesto, avendo messo il pallone fuori, Luis Riccardo si è pacificato anche con il pubblico bianco scudato, che l'ha fischiato per tutto il primo tempo. Invece in questo caso applausi scroscianti per lui. Attenzione a Castaldello, e qui Ballarin dimostra di essere davvero un numero uno, una paratona stendendosi sulla propria sinistra con deviazione in calcio d'angolo. Ancora Luis Riccardo, Ballarin, e poi gol del pareggio di Turiaco. Esultanza del Petrarca e anche dei suoi tifosi. Arriva il 2-2, doppietta di Turiaco. L'avevamo detto, Turiaco è un giocatore che in area di rigore va veramente marcato molto stretto, non puoi concedergli un minimo di centimetro, perché questo ti fa secco. Gol quindi del Petrarca, 2-2. Sì, devo dire meritato, perché il Padova in questo inizio secondo tempo non ha fatto praticamente niente. Un Petrarca che sta dominando in questa prima frazione di gioco del secondo tempo e meriterebbe secondo me anche qualcos'altro. Turiaco ancora, il Padova in difficoltà netta, ma del resto siamo abituati a vedere il Padova, scusate, in difficoltà nella ripresa. Ancora uno scambio, poi Rodriguez riesce a mantenere il pallone, poi lo perde, lo mette fuori. L'arbitro Piccolo che decreta la rimessa in favore del Petrarca che adesso vede lì a portata di mano la possibilità addirittura della vittoria. Luis Riccardo, pallone ribattuto da Crepaldi, ancora una rimessa poi per i tutti neri, ancora Luis Riccardo, Gastaldello, quindi pallone in direzione di Dos Santos. Luis Riccardo, attenzione, ancora pericolo, Luis Riccardo, deviazione di Carraro con palla e viene messa in calcio d'angolo. Petrarca che insiste quindi in forcing d'attacco, scodellato il pallone in direzione ancora di Turiaco che prova la battuta al volo e poi Padova che la riconquista, ma ancora Mattia Vettore che viene fermato da Dos Santos. Scaramucce con Vettore, si lamenta Dos Santos per il fallo, tentativo di fallo di reazione da parte di Vettore, ma attenzione perché il Petrarca non smette di attaccare. C'è un calcio di punizione in favore del Petrarca per un intervento di Crepaldi. Situazione falli, 2 per il Padova, 1 per il Petrarca in questa ripresa. Nel primo tempo il Petrarca era arrivato addirittura a 5, ma poi non c'è stata l'occasione per il sesto fallo che avrebbe permesso al Padova di battere un tiro libero. Si riparte da 0 nel secondo tempo e quindi adesso la situazione, ricordo, 2 falli per il Padova, un fallo per il Petrarca. Luis Riccardo sul pallone, una lunga rincorsa per lui, mentre si fa vedere anche Dos Santos e davanti alla porta si va a piazzare sempre lui, Turiaco. Vediamo intanto Luis Riccardo che prova la botta, un puntone con palla che termina alta, chiede anche una deviazione che non c'è stata e quindi Luis Riccardo che cerca sempre di buttarla nella bagarre, nella confusione, di mettere in difficoltà anche gli arbitri. Sbaglia qui Carraro che tocca male, mette in fallo laterale, poi c'è una rimessa e attenzione Luis Riccardo che viene ammonito per proteste e Fior ormai l'ha preso di mira. Vediamo che insiste Luis Riccardo, un giocatore particolarissimo questo Luis Riccardo. Sì, posso dire una cosa, finalmente, perché insomma dall'inizio della partita che provoca, prende in giro anche i direttori, finalmente il signor Fior di Castelfranco, il primo arbitro di questa gara, se ne è reso conto e l'ha ammonito. Intanto Rodriguez che lancia in avanti a cercare Galiberti, ma sempre Luis Riccardo che appoggia all'indietro per Sapia. Può ripartire il Petrarca con Turiaco, ancora Luis Riccardo, attenzione perché adesso è nell'occhio, è nel mirino degli arbitri Luis Riccardo, alla prossima rischia grosso. Intanto ancora lui possesso di palla, pallone per Dos Santos, vediamo Diego Giacon che si sbraita in panchina, poi ancora Dos Santos non trova il varco, pallone per Gastaldello, tenta un dribbling su Preatoni, viene fermato Gastaldello, può ripartire Carraro e non trova l'attimo per servire ancora Preatoni che si era smarcato. Davvero
partita vibrante, non ha un attimo di pausa, difficile anche starci dietro nei commenti perché continui i ribaltamenti di fronte. Galimberti in possesso di palla, buono il tunnel, ma il pallone è perso, riparte Luis Riccardo, pallone filtrante per Dos Santos, bisogna stringere le maglie lì, non permettere il tiro, c'è un fallo poi commesso da Galimberti, fallo di ostruzione, dice l'arbitro Piccolo. Si lamenta il pubblico di Fede Bianco Scudata, ma questo sarà sicuramente un secondo tempo difficile per il Padova, lo è stato fino adesso, siamo al quarto d'ora. Intanto vediamo l'esito di questo calcio di punizione con Dos Santos sulla sfera, si fa vedere Turiaco in mezzo all'area, Dos Santos, Turiaco, poi il pallone ancora lì, bisogna spararlo via, ci pensa Preatoni a metterci una punta, ad allontanare, allora riprova ancora Dos Santos per il Petrarca. Turiaco, ottimo giocatore questo Turiaco, davvero, attenzione a Galimberti, c'è il fallo di Dos Santos e adesso vediamo che succede. Intanto guardate ancora Luis Riccardo che va a mettersi in mezzo e a spazientire gli avversari, poi fa finta di nulla, davvero un giocatore irritante, lo definirei. Scorretto, più preciso secondo me. Comunque adesso vedremo questo calcio di punizione a favore del Padova, speriamo bene, dai. Il resto è un giocatore di esperienza, giocatore che ha militato anche in categorie superiori e dall'alto della sua età, della sua esperienza, sa come buttarla in questi casi, no? Anche per mettere un po' in difficoltà gli stessi arbitri che fin qui però non hanno sbagliato quasi nulla. Fior e Piccolo, un'ottima coppia. Attenzione adesso perché il Padova potrebbe inventarsi un altro dei suoi schemi con Rodriguez che chiede venga rispettata la distanza di Dos Santos che è lì a pochi passi. Vediamo, l'arbitro dice invece che si deve proseguire. Rodriguez, la respinta, attenzione a Dos Santos che parte in contropiede. Dos Santos, ottimo, bravo Preatoni, bravo, si merita gli applausi del pubblico di Fede Bianco Scudata perché il suo intervento è stato risolutore in questo caso, molto utile per fermare l'azione di contrattacco del Petrarca. Turiaco ancora, Luis Riccardo, pallone per Dos Santos che controlla di petto e di piede, viene attaccato da Carraro, ancora Gastaldello, Petrarca pericoloso, Turiaco controlla non bene però riesce a mantenere il possesso di palla, ancora Gastaldello, il colpo di tacco, fermato Luis Riccardo, Galimberti potrebbe andarsene, Galimberti Rodriguez, Galimberti è doppia respinta ancora, davvero sfiorato il terzo gol da parte del Padova con Galimberti che è stato bravissimo a lottare, riconquistare la sfera e poi a proiettarsi in contropiede, ma la sua conclusione è stata ribattuta dal portiere Sapia. Ancora Rodriguez all'indietro per Carraro, Galimberti, Preatoni e quindi attenzione a perdere questi palloni, è molto rischioso. Poi Rodriguez all'indietro per Ballarin e quindi Carraro 2 contro 2, si potrebbe provare lo scambio, poi ottimo per Galimberti che ha tentato una finezza, ma Turiaco, altro giocatore d'esperienza, sa che in quei casi non bisogna farsi saltare, ci mette un piede e manda il pallone in fallo laterale. E intanto Rodriguez che comincia a impostare la manovra del Padova Veronese. Rodriguez anticipato da Luis Riccardo. Vogliono il gol i tifosi del Padova, anche perché con questo risultato non si può stare molto tranquilli. Petrarca è stato molto pericoloso in questo secondo tempo. Vediamo Preatoni che riceve da Rodriguez, Preatoni prova 1-2, ottima l'azione, ancora Preatoni e poi per Veronese, poteva andare al tiro prima Veronese forse e invece ha cincischiato un po' troppo, tentando di scavalcare anche il portiere Luis Riccardo e quindi sbaglia questa volta Reinaldi. Può ripartire Preatoni, doppia finta però Perise per il Petrarca.
ancora lui in possesso di palla. Adesso è il momento decisivo del match, attenzione a questo pallone in diagonale di Reinaldi, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, finisce dall'altra parte, fallo di fondo, e quindi può ripartire Ballarin con la rimessa e con le mani. Un lancio lungo a cercare Crepaldi, colpo di tacco per Madalosso che viene anticipato da Mazzucato. L'arbitro Piccolo dice che la rimessa aspetta al Padova, ma ottima l'idea di Crepaldi che di tacco aveva messo in movimento Madalosso. Ancora Rodriguez all'indietro addirittura per Ballarin, bisogna dare respiro alla manovra. Ancora Madalosso, bravo a controllare la sfera, viene attaccato, allora deve dare all'indietro, ancora per Rodriguez, Veronese, ancora Rodriguez, si fa vedere Crepaldi che taglia l'area, poi Rodriguez tenta un dribbling piuttosto difficile, ci mette un piede Perizze, ma regala un calcio d'angolo ancora a favore del Padova, che finalmente va in posizione in zona d'attacco dopo essersi difeso per quasi tutto il secondo tempo. Tanto Crepaldi, buona azione, pallone ribattuto, attenzione adesso però è pericoloso il contropiede del Petrarca, bravo Madalosso a fermare l'azione di contrattacco. Perizze, Mazzucato attaccato a Veronese, la rimessa aspetta al Petrarca, tutti chiedevano il fallo a favore del Padova, invece l'arbitro Piccolo dà la palla al Petrarca. Luis Riccardo, ancora lui, viene in avanti, poi il tocco su Reinaldi, quindi Perizze, Mazzucato fa girare palla adesso il Petrarca cercando di trovare un varco nella difesa ben schierata del Padova. Ancora Luis Rodriguez tenta di ingannare, anzi Luis Riccardo tenta di ingannare Rodriguez, che chiaramente non si fa certo intimorire da questi giochetti, e poi ancora lui, Luis Riccardo, pallone buono per tiro di Reinaldi, e ci ha messo ancora una volta una mano Ballarin, come sempre tra i migliori. Sì, è un portiere indiscutibile, diciamo il fuoriclasse di questa squadra. Nelle ultime 3 partite che non c'era per squalifica, diciamo che non si è visto tanto la differenza, perché c'erano comunque 2 grandi portieri, Bragagnolo, lo Juniores, e il secondo portiere del Padova, Mazzucato Matteo, che hanno fatto delle grandi prestazioni, però diciamo che è il numero 1 indiscutibile di questo Padova. Ballarin che dà molta sicurezza, e intanto abbiamo visto uno strano tiro dalla lunga distanza proprio del portiere Sapia, il portiere del Petrarca, che tentava di sorprendere Ballarin, pallone che ha scavalcato sì il portiere del biancoscudati, ma è terminato alto sia pur di poco. Intanto Crepaldi all'indietro per Veronese, ancora Veronese, buon pallone per Madalosso che potrebbe provare l'1 contro 1, c'è un fallo di Luis Riccardo, dice l'arbitro Piccolo, e come sempre Luis Riccardo non è d'accordo, reclama, questa volta meno delle altre volte. E poi Veronese che può ripartire per il Padova, tenta un dribbling, ma Perizze è pronto a chiudere e poi a lasciar correre il pallone sul fondo. Si può ripartire per questa rimessa a favore del Petrarca, partita combattutissima. Adesso le squadre cominciano ad accusare anche un po' di stanchezza, ma del resto non c'è stato davvero un attimo di respiro in questo match. Attenzione a Reinaldi e Luis Riccardo viene attaccato a Crepaldi, Luis Riccardo prova con qualche giochino, poi Perizze spara altissimo e quindi nessun pericolo per il Padova. Ballarin tra i piedi di Crepaldi che poi tenta un lancio lungo, attenzione a queste mezze disattenzioni perché Luis Riccardo era lì. Madalosso, pallone buono per Veronese, poi Madalosso, attenzione Veronese a perdere questi palloni, Perizze, poi attenzione a Reinaldi e ancora bravo Rodriguez che respinge contropiede del Padova, Veronese, Rodriguez, ormai era troppo tardi per servire Madalosso, cambio chiede Luis Riccardo, chiede il cambio dalla panchina e allora Diego Giacon chiede invece il time out. Prossimo azione fermata, intanto vediamo c'è il contropiede, Federico Crepaldi poteva metterla in mezzo per Veronese e forse ci ha anche provato Luis Riccardo che è stanchissimo, vediamo che sta chiamando il cambio Luis Riccardo.
non arriva il time out chiamato dal Petrarca, arriva invece la sostituzione di Luis Riccardo. Attenzione intanto a Grigio, momento un po' confuso. Sì, devo dire una cosa, non si possono sbagliare questi gol, soprattutto 2 contro 1 contro il portiere, soprattutto dopo aver saltato anche l'ultimo uomo. Occasione fondamentale per andare sul 3-2, peccato. Sì, ma forse è arrivato anche un po' stanco e un po' lungo sul pallone Crepaldi, che ha colpito male. Siamo sicuri che volesse dare la palla al centro per Veronese, è arrivato male su quella sfera, non è riuscito a indirizzarla alla meglio nei confronti di Veronese, che era meglio appostato di lui. È arrivato intanto il time out tanto richiesto da Diego Giacon, il coach del Petrarca, e ci meraviglia invece che non abbia ancora provato con il portiere in movimento. Sì, perché secondo me è comunque una partita combattuta, che entrambe le squadre rischiano di segnare un altro gol, e secondo me fino agli ultimi 5 minuti non proverà il portiere in movimento. Vediamo intanto che Padova adesso sale un po' di più, viene a pressare alto per impedire al Petrarca di avvicinarsi troppo alla propria area di rigore. Intanto Mazzucato sbaglia l'appoggio questa volta, allora ne approfitta il Padova con Rodriguez che fa ispirare i compagni, quindi serve Madalosso, quindi Grigio, ancora Rodriguez, Grigio, ancora Rodriguez, bisogna aiutarlo, farsi vedere il lancio lungo poi di Ballarin, pallone buttato via, del resto Ballarin non poteva farsi attaccare lì e quindi è stato un po' costretto a fare così. Vediamo intanto l'appoggio su Turiaco che è rientrato in campo, poi Mazzucato, quindi Reinaldi, lancio poi sbagliato, comincia a farsi sentire adesso la stanchezza. Vediamo che è rientrato subito anche Luis Riccardo, che aveva ad ampi gesti chiamato la sostituzione proprio perché era in debito di ossigeno, si è riposato forse 30 secondi e poi è rientrato in campo. Nel Padova c'è tanta voglia invece di vincere, anche se le forze cominciano un po' a mancare. Sì, dopo 50, possiamo dire 55 minuti di grande pressione, grande concentrazione, diciamo che anche la stanchezza inizia a farsi sentire da parte di entrambe le squadre. Ma ancora una volta quindi il derby di Padova è un derby tutto da seguire, tutto da vedere, perché riserva sempre grandi sorprese e soprattutto grande spettacolo. Luis Riccardo viene attaccato da Grigio, ancora Reinaldi, lo scambio poi su Turiaco, attenzione a Turiaco, dribbling secco, pallone poi per Mazzucato, la respinta di Ballarin, poi allontana Rodriguez, ma ancora Petrarca in avanti, Turiaco, ottimo lo scambio e la deviazione sempre di Rodriguez che chiude il varco a Mazzucato. Guadagna un calcio d'angolo però il Petrarca, ancora Reinaldi, Mazzucato, pallone messo in mezzo, preda però di Ballarin, poi il lancio lungo a cercare Grigio che prosegue la corsa ma poi è costretto e finisce la partita e finisce il derby, ma davvero tante emozioni, grande spettacolo, un derby che veramente vi consigliamo di seguire. Ditelo ai vostri amici se non l'hanno visto, ditegli di vederlo su Calcio Padova TV, perché è stato davvero un gran bel derby. Le squadre si schierano a centrocampo. Bene, allora io ringrazio Filippo Camani per avermi coadiuvato in questa telecronaca. L'appuntamento con gli amici di Calcio Padova TV è sempre sul nostro canale per seguire il Padova Calcio a 5.